e di ingegnere anche. Devo dire che li ho coltivati, ma diciamo che il successo è stato quello che è stato. Su Venezia sono finito sulle prime righe del libro nero di qualcuno, e su questi argomenti che riguardano invece la difesa idraulica del territorio ho parlato, sostenuto tesi a lungo, ma diciamo che i risultati concreti si incominciano a intravedere adesso, ma io, forse perché sono pessimista, ho sempre il timore che non diversamente da quanto dovrebbe capitare, non siano perseguiti nel tempo, e quindi passato il momento poi si ritorna al punto di partenza. Mi auguro che non sia così. Avvicinandosi il cinquantenario della piena del 66, ho pensato bene che era opportuno per me mettere giù qualche idea di 50 anni che ho trascorso occupandomi dei fatti di cui adesso brevemente parleremo, e ho avuto la fortuna di farlo, si può dire, fin da subito, appena laureato, perché il professor Ghetti, del quale ho avuto la fortuna di essere stato assistente, mi selezionò quasi subito dopo la laurea e mi coinvolse nelle attività che lui stava svolgendo per conto della Commissione dei Marchi. Quindi il mio punto di partenza è molto lontano. Il titolo in qualche modo è un po' sarcastico, no? Perché quando capitano i fatti alluvionali sono sempre cose improvvise, inattese, no? La piena arriva, nessuno l'aspettava, e invece eccola qua. Eccola qua e lascia disastri più o meno grandi. Purtroppo noi viviamo in un territorio che dal punto di vista idraulico è molto complesso, e su questo territorio noi dobbiamo subire le conseguenze delle grandi piene dei grandi fiumi, ma da qualche tempo a questa parte, da 50 anni a questa parte, subiamo anche le conseguenze delle piene, delle piccole piene, delle insufficienze dei sistemi locali di drenaggio, che ovviamente producono danni non confrontabili con quelli delle grandi alluvioni, ma producono però sempre grandi fastidi, no? Perché chi subisce questi eventi minori purtroppo li deve subire con una certa frequenza, e quindi questo è, direi, altrettanto grave e preoccupante. Chi ha avuto l'acqua in casa sa cosa vuol dire piena. Perché ho scritto questo libro? Insomma, l'ho scritto perché ho pensato che anche per me fosse necessario riordinare le idee. Riordinare le idee perché forse anch'io qualcosa ho sbagliato, in quanto non sono riuscito a incidere come avrei sperato, come qualche volta ho anche creduto. Ma evidentemente non è così immediato riuscire a trasmettere posizioni che in qualche modo destano sempre anche reazioni, no? E l'argomento della difesa delle piene sicuramente è uno di questi argomenti, come dire, delicati. Poi l'ho scritto per i miei allievi, ne ho avuti tanti, anche alcuni li vedo qua con piacere. Io ai miei allievi ho cercato di trasmettere
conoscenze di carattere tecnico idraulico, ho cercato di farlo al meglio delle mie possibilità, stimolato anche, devo dire, dagli allievi stessi, dalla loro curiosità, dall'interesse che dimostravano per gli argomenti che sviluppavamo assieme. E devo dire che, andato in pensione, non mi è mancato niente dell'università, non mi è mancato certamente il potere accademico al quale di solito i professori si aggrappano, no? Non capendo che è un potere di nessun rilievo alla fine rispetto alle cose importanti. E invece mi sono mancati gli allievi, certamente il contatto con gli allievi mi è mancato, e devo dire che quando poi incontro qualcuno che è stato sui banchi davanti a me e vedo che si ricordano ancora di quell'esperienza, questo mi fa sempre molto piacere, perché alla fin fine per un professore è la più grande gratificazione che si possa ricevere, essere in qualche modo ricordati positivamente dagli studenti. Poi ho scritto questo libro per i veneti che sono stati colpiti in questi anni dalle alluvioni, no? Sono stati tanti i veneti che hanno dovuto subire questo affronto, e se devo dire una cosa, devo dire che ho sempre ammirato la capacità di queste persone travolte dalle acque di risollevarsi ricominciando e sperando che il domani fosse migliore del passato. L'ho scritto anche perché, come dire, io provo, non sono capace di trattenermi, provo un certo fastidio quando sento gli esponenti della politica, no, parlare di questi fatti. Parlare di questi fatti in un modo che io considero non positivo, perché molto spesso quello che dicono sono parole vuote, no? E forse per alcuni sarebbe meglio tacere piuttosto che parlare. E anche su questi personaggi, alcuni, insomma, in modo esplicito, esprimo per loro la mia valutazione. È ovvio, è la mia valutazione personale, loro saranno sicuramente meglio di come io li ho visti e ricordati. E poi ho scritto questo libro per lasciare una testimonianza di fatti del passato che io ho vissuto direttamente. Quanto scrivo nel libro non si riferisce a fatti che mi sono stati riportati in qualche modo, sono fatti ai quali ho sempre direttamente partecipato, e quindi ho ritenuto di dover scrivere questo libro perché purtroppo quando il tempo passa si tende a travisare la realtà e anche la verità, no? E invece io penso che questo non debba capitare, perché se questo capita partiamo già col piede sbagliato, dovendo risolvere i problemi. Questa è una lapide che è in testa alla derivazione del canale Brentella di Pederobba e riporta una frase attribuita a Fra Giocondo, che era un idraulico del Cinquecento un po' fumantino, perché anche nei confronti del Doge, quando fu convocato, non è che si sia comportato con la schiena flessibile come si usa di fronte ai potenti. Gli rispose malamente, gli mancò di rispetto perché se ne andò girando le spalle, e poi si dice che anche mentre usciva dalla sala del Consiglio abbia pronunciato una frase che non so se sia vera o se sia, come dire, così portata e gli sia attribuita perché era un personaggio un po' fumantino, perché andandosene
in disaccordo con il Doge e con i suoi consiglieri sulla questione della deviazione del Brenta, disse: con ste monasse non me impasso, non voglio avere niente a che fare con queste monasse. Magari oggi qualche ingegnere avesse il coraggio di dire a qualche presidente di qualcosa: con ste monasse non mi impasso. La frase secondo me è quanto mai attuale. Credo che forse più che barda si potrebbe dire che parla, no? Perché di fatti idraulici tutti parlano, non c'è limite. Vado avanti al collega Brisighella, che è uno strutturista, e lui è più fortunato perché molto meno si parla delle strutture, no? L'uomo della strada ha un certo timore a vedere queste travi sulla testa, forse ha paura che cadano in testa, appunto, no? Mentre quando vede l'acqua è esperto, è subito esperto, e quindi di acqua si parla e si sparla soprattutto, e speriamo che cambi anche da questo punto di vista. Quello è l'antefatto. Io questi fatti li ho vissuti, direi, fin da subito in modo come dire, molto importante, perché mi stavo iscrivendo all'ultimo anno di ingegneria, ero ritornato al paesetto dal quale vengo, dal paesetto della montagna bellunese dove sono nato, ero là quando incominciò a piovere. Erano i primi giorni del novembre 1966. Inizialmente queste piogge erano anche gradevoli perché, diciamo, avevano un'intensità moderata e quindi in qualche misura non destavano un grande fastidio, no? Ma poi queste piogge incominciarono a crescere nel tempo di intensità e, diversamente da come io avevo appreso all'università e da come tutti voi sapete, al crescere della durata della precipitazione, invece che diminuire, l'intensità della pioggia andava crescendo. E devo dire che in quelle 36 ore in cui questo evento è durato, la sensazione che anch'io ho provato, ma che tutti su al paese provavamo, non era per niente piacevole, perché c'era una certa inquietudine nel vedere quest'acqua che veniva dal cielo e che durava e continuava, e che invece di attenuare la propria intensità la cresceva fino a che poi alla fine dell'evento improvvisamente cessò. Qui vedete riportate le registrazioni delle precipitazioni alla stazione di Farra Poiatte, che era una stazione che venne installata perché era in quel periodo il decennio idrologico internazionale. E poi invece c'è la registrazione di un'altra stazione sempre vicina al lago di Santa Croce, Bastia, no? Vedete che più o meno le precipitazioni sono quelle, e nel caso specifico, come vedremo, in Alpago caddero in 36 ore 650 mm d'acqua. Quindi quando oggi si sente dire 100 mm in un giorno, 200 mm in un giorno, questi qua probabilmente non hanno vissuto situazioni come dire, degne di essere citate. Queste sono le piogge che sono cadute nella conca dell'Alpago, caddero, diciamo, su tutta la costa più di 600 mm d'acqua, no? Di più piove soltanto nel vicino Friuli, ma diciamo che il Friuli per sua natura è molto più piovoso di quello che non capiti dalle nostre parti. Questo fu il risultato. Il lago di Santa Croce esondò. Devo dire che secondo me esondò perché l'Enel, diciamo, che persegue obiettivi che molto spesso non hanno niente a che fare quel cosiddetto bene comune, fa i suoi affari, e probabilmente la gestione del lago da parte dell'Enel non fu certo la migliore con riferimento
a questa questione della difesa dalle piene, no? Loro dicono di aver rispettato il disciplinare, sarà anche vero, ma non c'è la possibilità di controllare. In questo nostro paese c'è una confusione tremenda fra controllati e controllori, no? Nel caso specifico dei serbatoi idroelettrici, il controllato è anche il controllore, perché è lui che trasmette i dati, mentre dovrebbero essere dati che vengono, come dire, messi a disposizione di chiunque avesse interesse in tempo reale, come succede nei paesi appena civili. Questa è la piana di paludi adiacente al lago di Santa Croce verso Ponte nelle Alpi. Qui l'acqua cresceva in una misura preoccupante, esondata dal lago cresceva in una misura preoccupante. Io ricordo che scendevo dal paese, mettevamo un segno, poi tornavamo su e ritornavamo giù e il segno era già inghiottito. Quindi un fenomeno che si sviluppò con una dinamica, direi, di una certa intensità. E queste sono le immagini alcune fotografie di quello che capitò in Alpago e vedete, sono situazioni in cui la gente cerca in qualche modo di sopravvivere, aiuta gli altri e poi però i danni restano, li vedete sotto. Nel caso specifico è la ferrovia che va verso Calalzo e con il rilevato danneggiato all'altezza della chiesa di Cadola che si vede qua dietro, mentre questa è la strada che da Cadola entra in Alpago, tagliata dalle acque esondate dal lago di Santa Croce. Noi in Alpago, siccome eravamo isolati, non capivamo bene che cosa stava capitando, pensavamo che fosse capitato solo a noi quel fatto, e invece questa piena fu un disastro per il Bellunese di proporzioni rilevantissime. Qui vedete il ponte sulla strada statale d'Alemagna, il nuovo ponte costruito sulla statale d'Alemagna, dove morì il medico di Longarone che si salvò dalle acque del Vajont 3 anni prima, ma ebbe la sventura di trovarsi con la sua macchina a passare sopra il ponte quando proprio il ponte. E così capitò anche nelle altre parti del Bellunese. In alto vedete il ponte che collega Castellavazzo alla statale d'Alemagna e un ponte che è in procinto di essere trascinato via dalla piena. Mentre sotto vedete il ponte di Davestra, una località appena più in alto. Davestra è l'abitato che si vede qui sullo sfondo e questo ponte relativamente moderno e recente fu portato via dalle acque del fiato. La gente, ovviamente i montanari in modo particolare, cercano subito di reagire. Vedete in alto questa vecchietta di Davestra che attraverso una teleferica passa sulla statale d'Alemagna, dal paese suo che si vede sullo sfondo alla statale d'Alemagna, mentre sotto vedete un'immagine del paese di Forno di Zoldo. La Val Zoldana fu devastata da questa piena, grandi quantità di materiale invasero i paesi perché i torrenti furono disalveati e quindi ciò che rimaneva da fare era dopo portare via tutto il materiale, in questo caso il materiale che il MAE aveva portato dentro alle strade di Forno di Zoldo. Ma questa è un'immagine, è una fotografia che è stata premiata a livello internazionale, è di un fotografo bellunese, no? Che rappresenta bene lo spirito del dopo, no? Vedete questo fascio di luce e questi montanari stanno portando la posta ai loro concittadini. Tutta la viabilità era stata ovviamente sconvolta e travolta, e però dopo questi fatti
non si resta lì a piangersi addosso, si cerca di reagire e di riprendere la vita normale. Ma anche la pianura fu coinvolta in questa piena, quindi fu un fatto generale per il Veneto e per le Venezie. Qui vedete Piazza San Marco, la piena capitò in concomitanza alla massima marea mai registrata nella laguna di Venezia, 1,94 m, lo zero mareografico di Punta della Salute, circa 25 cm più basso del riferimento delle carte IGM. E non solo Piazza San Marco fu invasa dalle acque, ma anche i lidi che separavano la laguna dal mare furono seriamente compromessi in più punti, e si temette che la laguna, o meglio che il mare, potesse entrare liberamente in laguna. Sarebbe stata la fine della laguna di Venezia. Per fortuna questo non è capitato, le rotte che si ebbero furono localizzate. Se si esclude l'Adige, in quella situazione, dopo vedremo perché, l'Adige in pianura, tutti gli altri fiumi veneti hanno comportato disastri che sono ancora oggi nel ricordo di quelli che l'hanno vissuto. Purtroppo molti che sono venuti dopo di questi fatti non hanno ovviamente memoria, ma neanche coscienza. E questo li fa comportare da incoscienti, secondo me. Si ebbero in pianura sormonti arginali, ci furono rotte, numerose rotte sulle arginature. I nostri fiumi sono tutti arginati in pianura, e se cedono queste strutture è un guaio rilevante, perché l'estensione di territorio che viene allagata è sempre notevole. Molti ponti furono sparirono, la viabilità fu interrotta in molti punti, e diciamo che in molte zone, la parte bassa della nostra regione, l'acqua raggiunse profondità notevoli, 4-5 metri, e in alcune parti permase a lungo. In certe zone della bonifica del Basso Piave restarono per ben 45 giorni. Questo credo che dà un'idea di quanto grave sia stata quella piena. E purtroppo ci furono anche molte vittime, più di 100 morti come conseguenza di questa piena nella nostra regione del vicino Friuli. E di questi morti, di queste vittime, 10 erano anche persone che portavano soccorso, quindi la generosità di queste persone costò loro la vita. Qui vediamo alcune immagini, sono riferite al Meduna Livenza. Vedete la città di Pordenone allagata per rigurgito. Attraverso Pordenone passa un fiume che si chiama Noncello, che è affluente del Meduna. I livelli, o meglio la piena del Meduna, rigurgitando il Noncello, produsse allagamenti nella città stessa di Pordenone. In alto vediamo una via nella parte bassa di Pordenone, e sotto una chiesa molto famosa, quella della Santissima. Furono allagati tutti i centri lungo il Meduna e lungo il Livenza. Ci furono rotte un po' dappertutto. Questa è la rotta di San Giovanni a Motta di Livenza, e come conseguenza il centro abitato fu allagato. Questo è un famoso santuario di Motta di Livenza in alto, e sotto invece vedete la campagna di San Stino allagato. Un disastro senza limiti. Qui vedete invece le rotte che ci sono state sul Piave, perché il Piave ebbe una quindicina di rotte da Treviso in giù. E qui vediamo una rotta importante del Piave a Sant'Andrea di Barbarana in alto, e sotto invece una tracimazione del canale navigabile dalle parti di San Donato.
la grande alluvione, no? Questa è la grande alluvione. Quando si sente a volte paragonare i fatti che capitano, no? Alla grande alluvione del 66, probabilmente quelli che fanno questi ragionamenti non hanno conoscenza o coscienza di quello che capitò nel 66. Fu la massima piena mai registrata sul nostro territorio. Qui vedete le precipitazioni cadute sulle 3 Venezie nelle 36 ore in cui più o meno durò questo evento meteorico. Questa è la zona dell'Alpago, della quale prima vi ho dato illustrazione, ma ovunque il fatto fondamentale fu che queste precipitazioni, oltre che essere in quantità rilevantissima nelle 36 ore, perché nei punti diciamo più colpiti parliamo di 600 mm d'acqua e più, no? Il problema vero di questa piena fu l'andamento nel tempo delle intensità di precipitazione. È questo che ha creato il disastro che poi abbiamo dovuto subire in quella situazione. Queste intensità che al crescere della durata dell'evento, invece che ridursi, sono andate crescendo. E ci fu l'insufficienza di tutti i fiumi veneti nella bassa pianura. Vedete qui riportati i fiumi principali del Veneto. Sulla colonna con i numeri in bianco sono le portate massime stimate per il colmo di quella piena all'uscita dei bacini montani, mentre sulla colonna in giallo sono riportati i valori delle portate che questi fiumi possono convogliare a valle in condizioni ancora accettabili, perché sono al limite dello sfioro delle arginature, ma stanno ancora dentro agli argini dei fiumi. Basta confrontare riga per riga la differenza del numero scritto in bianco con quello scritto in giallo e si capisce bene perché fu un disastro per il Veneto quella piena, no? Tagliamento all'uscita dal suo bacino montano Pinzano 5.000 metri cubi secondo, ma il corso vero e proprio del tagliamento a valle di Cesarolo non ne può portare più di 1.800. Una parte va verso lungo il diversivo Fabrato, ma la somma delle due non è in grado di fare i 5.000 metri cubi secondo. Un disastro per la Tisana, che d'altra parte era già stata colpita l'anno prima, nel 65, perché se noi vogliamo parlare di questa piena dobbiamo ricordare che l'anno prima ci fu una piena che per alcuni fiumi allora era la massima mai registrata, la famosa piena del settembre 65, no? Nel caso del Piave la massima piena mai registrata fino ad allora, 2700 metri cubi secondo a Nervesa. E la piena invece del 66, cioè dell'anno dopo, a Nervesa quasi 5000 metri cubi secondo. Questo dà un'idea della gravità di questo evento, no? Magari i veneti pensavano di essere tranquilli perché, facendo riferimento alla statistica del pollo, no? L'anno prima c'era stata la massima piena mai registrata e l'anno dopo, quando nessuno se l'aspettava, una piena doppia ancora di quella. Questi sono gli allagamenti che si ebbero in pianura. Torniamo indietro. Vedete l'estensione delle aree allagate, quasi tutta la pianura praticamente lungo la costa era un unico specchio d'acqua. E poi qua invece vedete la piena del 1882, del settembre 1882, 18-20 settembre 1882, che è l'unica piena confrontabile con quella. Allora, se noi vogliamo fare un ragionamento grossolano che non è degno di un ingegnere, tantomeno di un idrologo, possiamo dire 1882 una piena catastrofica, perché produsse allagamenti e distrusse strade e ponti in numero confrontabile con quello della piena del 66, e nel 66, cioè circa 80 anni dopo, una piena
altrettanto grave, quantomeno per quanto riguarda gli effetti. E allora che cosa possiamo dire? Si discute tanto e si è discusso tanto e ancora si discute intorno al tempo di ritorno della piena del 66. Qualcuno sostiene che è una piena irripetibile, come si usa dire, è una piena grave, no? La massima mai registrata, ma ha un tempo di ritorno che, volendo essere così appunto non raffinati, più o meno è centenario, no? Quindi un uomo nella sua vita ha la probabilità di incappare in un evento come quello. Io ci sono incappato, spero di non avere una replica, perché appunto la statistica non è che ti garantisca da questo punto di vista. Dopo quell'evento bisogna dire che lo Stato reagì in modo, direi, significativo. Nominò una commissione che io qui scrivo la commissione dimenticata, è la famosa commissione De Marchi, che fu insediata un anno dopo, poco più di un anno dopo l'alluvione del 66, e che condusse i suoi lavori direi in modo veramente rilevantissimo. Quei professori produssero una serie di documenti che ancora oggi sono attuali, solo che hanno un difetto: pochi li hanno letti, nessuno forse tra quelli che hanno la responsabilità politica. La Commissione consegnò la sua relazione generale nel marzo del 1970, quindi fece un lavoro enorme in un tempo sostanzialmente breve, in circa 2 anni, e poi gli atti della Commissione De Marchi comparvero nel loro nella loro veste finale nel 1974. Gli atti sono 5.000 pagine, non di banalità, ma di cose sulle quali bisognerebbe meditare. La relazione generale circa 1 migliaio di pagine, e bastava la relazione generale per capire quanto fosse grave la situazione della sicurezza idraulica nel nostro territorio. Non fu colpito solo il Veneto, perché ovviamente in quella situazione altre regioni ebbero problemi, soprattutto la Toscana. Tutti ricorderete, no, i fatti capitati a Firenze. Che cosa l'elettronica non ci supporta? Che cosa concluse la Commissione De Marchi? Io qui ho riportato 3 punti che mi sembrano fondamentali e che dovrebbero guidare l'azione nel campo della difesa idraulica ancora oggi, perché la Commissione arrivò ad affermare che non era più possibile continuare nel campo delle opere di difesa idraulica come si era fatto fino ad allora. Fino ad allora capitava una piena, c'era un'esondazione, si rialzava l'argine a quote superiori a quelle raggiunte in quella situazione, no? Ebbene, rialzando arginature di qua e di là, eravamo arrivati alla situazione del 66. La Commissione invece riconobbe che di fronte alla grave insufficienza degli alvei di pianura rispetto alle massime piene che potevano arrivare da monte, era necessario intraprendere un'altra direzione, molto diversa dal punto di vista processuale. Non adeguare gli alvei dei fiumi in pianura alle portate massime probabili, ma cercare di ridurre prima a monte le massime portate probabili a limiti compatibili con la capacità degli argini a valle, anche perché era molto difficile continuare sulla direzione perseguita fino ad allora, no? Argini che sono alti sul piano campagna anche 10 metri sono una bomba che può esplodere da un momento all'altro. E poi la Commissione De Marchi riconobbe anche che era improponibile pensare di utilizzare i serbatoi elettroirrigui esistenti per questo compito della difesa dalle piene, perché queste strutture purtroppo furono costruite pensando solo al profitto e poco a questo ruolo invece di
carattere più generale, no? Di difesa dalle piene del territorio. Quei serbatoi sono stati costruiti con scarichi di fondo molto modesti, grandi scarichi di superficie per ovviamente evitare che quegli sbarramenti avessero a cedere nel caso delle piene eccezionali, e in questo modo però la scelta è una scelta antitetica a quella che sarebbe necessaria per avere un buon rendimento di un volume destinato alla laminazione delle piene, e sarebbe in questo caso necessario avere grandi scarichi di fondo, il che non è ovviamente. Per questo motivo la Commissione indicò la necessità di realizzare sui fiumi veneti tutta una serie di serbatoi per la difesa dalle piene. Qui li vedete rappresentati e sono a partire dal tagliamento, il serbatoio di Pinzano, e poi a seguire lungo, mamma mia, qua dal punto di vista elettronico era meglio che venissi col mio di calcolato. Ecco qui, vedete i serbatoi previsti sul tagliamento, sul Meduna Livenza, sul Chiave e sull'Astico. Serbatoi che purtroppo furono indicati ma non ebbero poi grande successo, perché siamo messi un po'. Vabbè, vediamo un po', vediamo il contrastare. Questi vedete sono i fiumi, i serbatoi previsti sui fiumi che possono interessare il territorio veneziano, no? Pinzano sul tagliamento, sul Meduna Colle, sul Cellina Ravedis, poi alla confluenza del Livenza con il Meduna la cassa di espansione di Pradei Gai, e sul Piave il serbatoio molto discusso di Falzè. Adesso funziona. Negli anni successivi alla Commissione De Marchi ci furono qua. Non so, ha messo delle animazioni di passato su questa presentazione. Sì, animazioni ho messo. No, sembrerebbe che fosse. Sì, ma le ho anche cancellate. Vabbè, insomma, negli anni successivi furono condotti molti studi di approfondimento, e direi che se si esclude il Brenta Bacchiglione ci furono altri importanti contributi in cui si cercò di approfondire alcuni aspetti che la Commissione De Marchi giocoforza aveva affrontato ma non in modo approfondito. In modo particolare Livenza e Piave furono oggetto di grandi approfondimenti, che però portarono sostanzialmente a confermare la validità delle indicazioni fornite dalla Commissione De Marchi. Furono anche messi in evidenza, mamma mia, furono anche messi in evidenza. Posso provare? Certo. Vediamo tutte le animazioni. Manuale, basta. Vai. Non è salvato, quindi poi. No, ma sul mio non facevo questi problemi. Diciamo che furono anche indagati alcuni interventi, possiamo chiamarli di pianificazione generale del territorio, che sostanzialmente non furono ben valutati dal punto di vista idraulico. Nel caso del Livenza, ad esempio, potremmo fare riferimento al Brenta e al Piave parlando della Repubblica Veneta, ma lasciamolo perdere, e vediamo invece fatti molto più recenti e vicini a noi. Nel caso del Livenza
fu arginato il Meduna in sinistra fra Pordenone e la confluenza con il Livenza. Questo per difendere il territorio sottostante che veniva bonificato. No. Poi fu chiuso un famoso sfioratore a Motta di Livenza, lo sfioratore Borrida, che era capace di allontanare 300 metri cubi secondo. Tutto questo senza valutare quali sarebbero state le conseguenze sul corso del Livenza a valle di Motta. E le conseguenze sono quelle che noi abbiamo potuto sperimentare nel 66. Allora, quando si fanno certi interventi, si devono valutare gli interventi, ma si deve anche avere la capacità di guardare in generale alla situazione e ovviamente di considerare le possibili conseguenze negative di questi interventi. Adesso io vi ho riportato il caso del Livenza, ma ne potremmo fare di esempi finché si vuole. Di tutti i serbatoi indicati dalla Commissione De Marchi, l'unico serbatoio realizzato è il serbatoio di Ravedis, che vedete qui raffigurato in basso. Un serbatoio ottenuto con una diga che chiude praticamente il Cellina quasi all'uscita dal suo bacino montano, crea un invaso di circa 25 milioni di metri cubi, ma malignamente si potrebbe dire che questo invaso è l'unico realizzato anche perché era l'unico che si prestava a un qualche tipo di utilizzazione irrigua e idroelettrica. E probabilmente per questo motivo questo serbatoio è stato fatto, ma sempre restando sul Livenza, fondamentale sarebbe stato realizzare il serbatoio di Colle, quasi 60 milioni di metri cubi di invaso, e però questo serbatoio non fu fatto. Importante, anche se questa è un'opera complementare, anche fare la cassa di espansione di Pradei Gai, che adesso sembra che la Regione Veneto intenda realizzare. Importante anche regolamentare in modo opportuno dal punto di vista idraulico certe zone golenali, controllando l'espansione dei colmi di piena dentro a queste aree golenali, perché qualche beneficio può essere anche ottenuto da questo tipo di provvedimento. Ma questi provvedimenti non hanno avuto esito fondamentalmente, e lo stesso potremmo dire per tutti i fiumi. Perché mai? Perché dopo i primi anni così di preoccupazione e anche di attenzione nelle prese di posizione, no, con riferimento a questi problemi, nacquero famosi comitati. No? Oggi non c'è comitato, non c'è argomento che noi affrontiamo che non crei subito o non faccia nascere subito un comitato pro, contro, non ha importanza. E c'è il comitato non serbatoio. Questi comitati incominciarono a svilupparsi a partire dai primi anni '80. Direi che il precursore fu il comitato che nacque contro il serbatoio di Falzè. Ecco, direi dal punto di vista intellettuale il contributo di questi comitati contro i serbatoi è ben rappresentato da queste immagini. A voi potreste togliervi lo sfizio di andare a verificare, no? Sull'alveo, o meglio sulla golena del Piave all'altezza di Falzè, hanno preso un albero e hanno pensato di modificarlo, no? In questo modo. Io direi che questo è il giudizio che si può dare della posizione, perché uno può anche non essere d'accordo, ma siccome stiamo parlando di opere di ingegneria, tu la tua contrarietà la devi dimostrare sostenendola con numeri, perché sennò sono solo chiacchiere da bar. E purtroppo in questo paese siamo vittime delle chiacchiere da bar, e questo argomento della difesa dalle piene è un argomento che da questo punto di vista è veramente emblematico. Gli oppositori, secondo me, non hanno nessuna conoscenza di carattere idraulico e lo dimostrano non appena tu vada lì a metterli, come dire, alla prova.
eppure hanno la possibilità di avere rispondenza, no? Nella gente. Una delle cose più banali che si possono dire è quella che riguarda il fatto che non c'è la capacità, non si è capito che cos'è un serbatoio per la difesa dalle piene e in che cosa questo serbatoio differisce da un serbatoio di utilizzazione normale, no? È un serbatoio, quello per la difesa delle piene, che viene gestito in modo del tutto opposto rispetto a un serbatoio destinato all'utilizzazione, perché il serbatoio destinato all'utilizzazione, come abbiamo detto prima, ha piccoli scarichi di fondo, grandi scarichi di superficie e viene gestito mantenendolo sempre pieno, per quanto possibile. Il serbatoio per la difesa dalle piene ha grandissimi scarichi di fondo, no? Ovviamente scarichi di superficie adeguati per ragioni di sicurezza, e viene gestito in che modo? Mantenendolo per quanto possibile sempre vuoto. Ora, non sono concetti banali, ma secondo me, se tu parli con molti di questi esponenti più in vista dei comitati sorti contro i serbatoi per la difesa dalle piene, questi concetti non ci sono. E l'opposizione su cosa si basa? Le chiacchiere su cosa si basa? Serbatoio per la difesa dalle piene si possono fare, ma non nel mio giardino, nel tuo. Vanno benissimo là, ma non dalle parti mie. Sono molti contrari perché si realizza un serbatoio che è a difesa di un territorio che è lontano dal mio. Ma può essere questo un ragionamento ammissibile in un paese civile? Perché qui allora ritorniamo all'Italia dei comuni, non dei comuni, dei comunelli. E poi, da questo punto di vista, è incredibile la posizione di certi, e qua metto anche nomi e cognomi se volete, no? La signora Serracchiani, che rappresenta i friulani, che hanno questa idea: si fa qualcosa in Friuli, deve essere solo a vantaggio dei friulani, e a vantaggio dei veneti non si fa, e Colle è lì bloccato. Ma queste persone non hanno neanche il tempo di spendere un minimo del loro impegno per informarsi, perché quando parlano di Colle e si oppongono a Colle perché difende il Livenza e quindi il Veneto, si dimenticano che appena sotto hanno la città di Pordenone, che è a sua volta esposta al pericolo di allagamento, come abbiamo visto nel 66, no? E come questi signori hanno sperimentato nuovamente nel 2002. E nel 2002, perché la memoria gli restasse, il Padre Eterno li colpì a giugno e anche a novembre. E questa è un'immagine dell'allagamento di Pordenone a novembre. Allora, si può accettare una posizione in cui uno è contrario al serbatoio di Colle perché questo serbatoio difende il basso corso del Livenza e il Livenza non è nel Veneto, non è nel Friuli? E poi sono fiorite le soluzioni alternative. E le soluzioni alternative ai serbatoi sono le casse di espansione, no? Solo che i sostenitori di questa posizione, anche questi, hanno una scarsa capacità di tipo ingegneristico, perché si sfugge che, se guardano gli atti della Commissione De Marchi, questi serbatoi di cui De Marchi ha parlato hanno capacità di invaso di Pinzano 95 milioni di metri cubi, Falzè 90 milioni di metri cubi e così via, no? E tu in una cassa di espansione quando realizzerai mai 90 milioni di metri cubi di invaso? Poi vedo qui il mio amico e lui so che è contrario,
a quanto io adesso affermerò. C'è stato l'avvento dell'idraulica democratica. Non è più di moda l'idraulica delle equazioni del Saint-Venant, delle equazioni di continuità e così via. Va di moda nell'Italia l'idraulica democratica. E allora gli interventi non devono essere fatti dove è opportuno che siano fatti, perché devono essere concertati, condivisi con i portatori di interesse di diverso genere, non importa se magari tra questi c'è anche qualche furfantello, e poi distribuiti sul territorio. Questa è un'altra parola magica, no? Come se noi, un serbatoio per la difesa dalle piene capace di trattenere milioni di metri cubi, lo potessimo fare dovunque. È possibile? È possibile sì. Perché nel campo della difesa dalle piene, nel nostro paese, non valgono più i concetti tecnici ingegneristici. Si parla di queste questioni trattandole a un tavolo in cui si trattano di solito altre cose, le concertazioni sindacali, questo e quest'altro. No? Allora tutto questo dà una spiegazione del perché questo paese non è capace di fare un passo avanti in questo campo. Perché siamo bloccati fondamentalmente alla situazione del 66 e perché ci troviamo in una situazione in cui se si replicasse quella piena avremmo non lo stesso disastro, un disastro ben più grave, perché nel frattempo i valori dei beni da difendere sul territorio sono cresciuti enormemente. Guardate poi quest'altro esempio, perché ci si mette la gente comune e qualcuno che cavalca questi comitati che nascono come i funghi di qua e di là, no? Ma però ci si mettono anche le istituzioni, e le istituzioni ci si mettono, adesso qualcuno non sarà d'accordo, perché al vertice, nonostante si parli di merito, di meritocrazia, si mettono sempre gli amici, non i meritevoli, i capaci. Allora guardate, questo è un prodotto dell'autorità di bacino dell'Alto Adriatico, no? Quando le contestazioni su Falzè crebbero in misura importante, verso la fine del secolo scorso, no? Ecco che venne fuori dal cilindro del prestigiatore questa soluzione: le casse di espansione di Ponte di Piave, no? Dentro alle golene del Piave. Dove? All'altezza di Ponte di Piave. Lasciamo perdere che chi stava a monte non sarebbe stato difeso da queste opere, ma vediamo cosa fanno queste opere, no? Perché queste opere, capaci di trattenere 38 milioni di metri cubi circa, queste opere, no, sono efficaci se noi le sollecitiamo con la piena che vedete qui riprodotta. Al tempo del re di Francia si realizzava un libro, come si diceva, ad usum Delphini, perché non facesse troppa fatica l'erede al trono a acculturarsi in qualche modo. E qua c'è un esempio di piena ad usum Delphini, no? Si studia o si prevede una piena su misura perché le casse di espansione di Ponte di Piave dimostrino la loro efficacia. Allora il Piave a valle di San Donà non può portare più di 3.000 metri cubi secondo. Allora noi pensiamo a una piena che arriva da monte con 4.000 metri cubi secondo, che viene decapitata da queste casse di espansione, come qui vedete. Però uno dice, beh, la piena di 4.000 metri cubi secondo che evento è? Perché di solito l'ingegnere si cautela contro eventi che hanno una certa probabilità di verificarsi. Allora qui vedete la ricostruzione di una serie di piene sintetiche partendo dalle precipitazioni con tempi di ritorno 10, 50, 100 e 200 anni. E vedete che la piena centenaria ha, secondo questo calcolo, almeno 4.500 metri cubi secondo. La piena bicentenaria arriva a 5.700 metri cubi secondo.
E noi, se facciamo un'opera per difendere il territorio, su quale tempo di ritorno dobbiamo confrontarci? Io direi che almeno una piena centenaria la dobbiamo considerare, no? E poi, lasciando perdere questi fatti delle piene generate partendo dalle precipitazioni, basterebbe ricordarsi che nel 66 ci fu una piena che a Nervesa, cioè all'ingresso del corso di pianura del Piave, fu capace di 5.000 metri cubi secondo. Infatti, abbiamo detto prima, grosso modo una piena centenaria. Se noi guardiamo questa valutazione, questa previsione, centenario 4.500 metri cubi secondo, bicentenario 5.700 metri cubi secondo, i 5.000 stanno là in mezzo, una piena poco più che centenaria, quella del 66. E allora è contro questa piena che io mi dovrei difendere se decido di fare delle opere, non contro una piena che mi invento e che è comoda per me. Eccola qua. E vedete qui a confronto la piena del 66, che è quella in rosso, con la piena pensata dall'autorità di bacino per i fatti suoi, che arriva a 4.000 metri cubi secondo. C'è non soltanto una differenza di volume, ma c'è anche una differenza notevole di volume sulle portate alte, no? Se noi dobbiamo difenderci contro le portate che superano i 3.000 metri cubi secondo, dovremmo trattenere nei due casi il volume che sta sopra quella linea rossa e comprende il colmo della piena. E se io lo valuto così è circa doppio il volume, no? I 38 milioni di metri cubi non bastano rispetto a un evento importante. E infatti, se io prendo le casse di espansione di Ponte di Piave e le verifico con riferimento a quello che accadrebbe se si verificasse una piena come quella del 66, il risultato è quello che vedete. A valle andrebbero più di 3.500 metri cubi secondi, cioè andrebbero portate che sicuramente metterebbero in crisi tutto il basso corso del Piave e l'esondazione sarebbe matematica, no? Ora questo viene dall'autorità di bacino, che sarebbe la massima autorità competente da questo punto di vista e che dovrebbe essere quella che, insomma, detta la linea da seguire. E noi ci siamo persi quasi 50 anni intorno a queste discussioni. Abbiamo parlato a favore, contro, comitato di qua, comitato di là, sindachessa rampante che si fa portavoce delle posizioni del suo comunello, non gliene frega niente, come ha dichiarato pubblicamente questa sindachessa, che a San Donà l'uomo comune possa negarsi in caso di alluvione. Non ha importanza, l'importante è che su dalle parti di quartier del Piave si stia sempre alti rispetto alla piena del Piave. Ancora alluvione? Eh sì, purtroppo ancora alluvione. Naturalmente in attesa, come sempre, e questa alluvione è stata un'alluvione, insomma, sì, in qualche significato, ma certamente lontanissima da quella che è stata la piena del 66, ed è la piena che ha colpito il Bacchiglione nel novembre del 2010, no? Qualcuno ha tentato di dire un disastro o una piena superiore a quella del 66, ma non è proprio così, perché guardate, queste sono le precipitazioni cadute in quel caso in 72 ore, se non ricordo male, no? E c'è stata una precipitazione di un certo rilievo sul bacino del Bacchiglione, ma il bacino dell'Astico, che è il più importante affluente del Bacchiglione e che è quello che fondamentalmente ne determina le piene, per fortuna non fu colpito da piogge di grande intensità, no? Allora, voler far passare, come qualche personaggio politico ha tentato di fare, il concetto per cui siamo stati allagati ma non potevamo farci niente perché siamo stati colpiti per l'ennesima volta dal Padre Eterno, e non ci vuole bene.
non è proprio così. E però quella piena ha prodotto gli allagamenti sul Bacchiglione che tutti voi ricorderete a Vicenza, esondazioni multiple, perché il Bacchiglione fu quello più cimentato, ma poi lungo la strada a Veggiano, dove esondò il Tesina Padovano, rigurgitato dal Bacchiglione perché aveva degli argini che non erano posizionati in quota rispetto alle necessità. Quindi veramente incredibile. Uscirono 3 milioni di metri cubi, circa 140 metri cubi secondo di portata massima. E poi a valle di Volta Varozzo l'allagamento in destra Roncaiette, che è il Bacchiglione, che coinvolse Casal Serugo, Bovolenta, come voi ben sapete. Qui, così, per inciso, ricordo che in uno studio di qualche tempo prima, una decina di anni prima, avevo indicato la possibilità che esondasse il Roncaiette, che fosse allagata la zona che vedete lì colorata in azzurro delle varie tonalità in destra, e che fossero coinvolte appunto Casal Serugo e Bovolenta, più o meno quello che è capitato nella piena del 66. Poi furono coinvolti alcuni fiumi secondari del Veronese, l'Alpone tra questi, no? Gli allagamenti che vedete sono quelli prodotti da questa piena. Dopo questa piena, diciamo che cosa fa chi governa? Istituisce una commissione, è la prima cosa che si deve fare, una commissione che studia. Noi abbiamo studiato dal dopoguerra ai nostri giorni, dovremmo essere tutti super preparati, invece siamo al punto di partenza, no? Fu istituita una commissione per indagare i problemi della sicurezza idraulica del Veneto. Ma cosa volete? I problemi della sicurezza idraulica del Veneto erano quelli già stati evidenziati dalla Commissione De Marchi. Quello che di positivo ci fu è che il governatore, appena da poco nominato, credo allora, Zaia, credette sulla necessità di fare alcuni interventi in questo campo, ed effettivamente alcuni interventi li ha avviati, ma li ha avviati ovviamente dove la piena del 2010 aveva colpito. Non poteva che essere così, no? Ma nel programma stilato dalla Commissione ovviamente erano indicati questi interventi, alcuni dei quali sono stati fatti, ma ne erano indicati anche molti altri. E cosa posso dire? Io spero che questa politica, che è appena iniziata, continui, no? Perché se cambia governatore e viene uno che la pensa diversamente, sarebbe drammatico che ritornassimo indietro. Ma quello che temo io è che, guardando alle realizzazioni che ci sono state, insomma, perché hanno avviato una serie di invasi e anche realizzato una serie di invasi nel Vicentino e anche nel Veronese, no? Ma quello che temo io è che non ci sia la capacità di affrontare i grandi nodi irrisolti. E i grandi nodi irrisolti sono quelli dei grandi fiumi e sono quelli dei grandi serbatoi che sono necessari per difendersi dalle piedi di questi fiumi. Ciascuno di questi interventi sollecita opposizione, ma è evidente che non si può agire facendo tutti contenti. Qualcuno sarà contento e qualcuno sarà scontento, ma la politica dovrebbe avere la capacità di scegliere e di imporre le soluzioni. Se poi perde qualche voto, pazienza, no? Magari ne acquista qualcun altro. Politica e alluvioni, infatti, qui gli ingegneri hanno le loro responsabilità, ma qui la responsabilità è soprattutto politica, perché oggi si sente dire ma non siamo in grado di fare perché non abbiamo i soldi. Ma come? Non è mai questione di avere o di non avere i soldi, è semplicemente questione di voler fare o non voler fare. Anche quando i soldi sono pochi, se si vuole si può fare. E la politica, come c'entra la politica con l'alluvione? C'entra perché purtroppo c'entra con tutto. Non c'è dubbio che è la politica che guida
la vita di un paese, no? E quindi anche la vita della nostra regione. Ma se ci fosse solo la politica, che io ho messo lassù in alto perché la rispetto, quella con la P maiuscola, saremmo tutti a posto e contenti. Il fatto è che accanto alla politica poi di fianco ci stanno i portatori di interesse, e questi sono micidiali, perché questi qua non vanno mai in vacanza, anche credo che non dormono mai di sera, perché sono impegnati a pensare che cosa devono andare a proporre alla politica che torna a loro vantaggio, facendo credere al popolo che invece è per il bene generale. E qui purtroppo entriamo in campo anche noi, i tecnici, perché i portatori di interessi hanno le idee, ottengono il consenso della politica, ma poi, siccome parliamo di cose che bisogna fare, insomma, il tecnico è necessario. E il tecnico ha una grave responsabilità, perché bisognerebbe che avessimo un numero più elevato di fragiocondo fra di noi, no? Bisognerebbe che avessimo il coraggio, io per primo, di dire no, questa cosa dal punto di vista tecnico non sta in piedi. E invece purtroppo il più delle volte siamo capaci di pensare a una soluzione che va bene, no? Invece che avere la schiena dritta, ce l'abbiamo flessibile, ma molto flessibile, che neanche un giunco, quando è preso dal vento, sa fare meglio di noi. E qui sta il problema. Il problema sta nel fatto che questi tre protagonisti hanno tutti e tre diritto di intervenire, ma dovrebbero agire in modo indipendente fra di loro. Non possono influenzarsi mutuamente, perché se si influenzano mutuamente possono anche andare in risonanza, e Brisighella sa quanto sia pericoloso andare in risonanza, no? Quindi ci sono su questo fatto che noi non siamo riusciti a far niente in pratica, ci sono responsabilità distribuite, abbiamo tutti responsabilità, ovviamente in primis la politica, perché dovrebbe essere quella che guida e che dovrebbe anche avere il coraggio di fare, indipendentemente dal consenso dei portatori di interesse o dall'appoggio dei tecnici. Quindi io credo che sarebbe necessario che ciascuno di noi torni a fare il suo mestiere. Invece noi tentiamo molto spesso di fare il mestiere dell'altro, non va bene. E i tecnici dovrebbero essere custodi gelosi della loro indipendenza di giudizio e della loro autonomia. Io sono chiamato, esprimo il mio parere, che poi quel parere sia come dire, favorevole o non favorevole alla politica sono fatti che non mi riguardano, riguarderanno la politica. E io direi che bisognerebbe che questa indipendenza di giudizio ritornasse soprattutto con riferimento a questi fatti, che sono fatti gravi e che dovrebbero avere priorità rispetto a tante altre cose, e invece sono sempre lì un po' sullo sfondo. Se si può si allontanano fin tanto che poi non capita disgraziatamente un'altra pianeta, e allora ritorniamo ad essere più attenti. La politica spesso gioca a scaricabarile, no? Quelli che sono a più piccolo livello nel campo della politica la responsabilità la danno o tendono a darla sempre più in alto. Invece guardate, perché la responsabilità è di tutti. Guardate questo esempio, queste due immagini, in alto e in basso, sono due fotografie della stessa zona di Padova, d'Arcella. La prima fotografia è quella che è stata tratta da un volo della RAF in tempo di guerra, e mostra la situazione del territorio dell'Arcella al tempo della guerra, verso il 45. Credo che la fotografia sia del 44. Mentre sotto vedete un'immagine dell'Arcella recente.
è segnato in rosso sotto un canale, è il canale Fossetta, che però negli anni 60 fu tombato perché era meglio farci sopra una strada. E l'Arcella è andata sotto acqua ripetutamente, chi c'era dall'asta lo sa bene, no? È andata sotto acqua ripetutamente perché è possibile che si passi dalla situazione che è illustrata in alto a quella che è illustrata sotto. Pazienza che abbiano tombato il canale Fossetta, ma vedete voi una qualche idea della programmazione territoriale? Casette, case, casette, case, casette e così via. E purtroppo molto spesso si parla di cementificazione, ed è vero, perché diciamo che la risposta di un suolo agrario può essere 10 litri secondo per ettaro, quella di un suolo urbanizzato può essere 100, 150, anche 200 litri secondo per ettaro. Allora voi capite bene che quando le estensioni urbanizzate crescono notevolmente, la crisi si può determinare soprattutto sulla cosiddetta rete idraulica minore. E allora, certo, la cementificazione è una delle cause che noi possiamo invocare, bisognerebbe che facessimo marcia indietro, ma il vero grave errore che abbiamo commesso è stato di aver proceduto senza essere supportati da una pianificazione territoriale degna di questo nome. Pianificazione territoriale che, vivendo in un territorio idraulicamente pericoloso, doveva mettere il problema della sicurezza idraulica nel vertice dell'attenzione e non buttato da parte. Guardate qua qualche esempio. La zona industriale di Sant'Agostino, ma dove l'hanno fatta? A lato del Retrone, il quale ha un nome che è un programma, perché se lo chiamano Retrone vuol dire che l'acqua del bacchiglione, no? Rigurgita il Retrone e sale lungo il Retrone, e tu ti vai a fare la zona industriale là attorno e quindi non ti lamentare se poi vai sotto acqua un giorno, il giorno dopo e il giorno dopo ancora, no? Non si può pensare di agire in questo modo. Uno dice vabbè, a Vicenza, figurarsi. E questa immagine che sta sotto, vedete bene la zona industriale di Bovolenta dove l'hanno fatta? Alla confluenza fra il Cagnola e il Roncaiete, no? E infatti nel 1966 la zona industriale non c'era, sono andati sotto acqua, ma nel 2010 la zona industriale c'era di Bovolenta, no? E questi disgraziati che erano insediati là sono stati, come dire, sollecitati a rialzare le loro merci e i loro macchinari, perché sarebbe arrivata la piena del 2010 e avrebbe allagato per 50 centimetri il territorio. I 50 centimetri in realtà furono 1,50 m, 2 metri. Allora, se tu non sai di cosa stai parlando, è meglio che tu stia zitto, no? Perché questi qua, come hanno rialzato di 50 centimetri, potevano benissimo rialzare di 1,50 m. E beh, e questa qua non è la zona industriale di Padova, una delle più importanti d'Italia dal punto di vista del valore economico. E dove l'hanno fatta? L'hanno fatta la zona industriale a cavallo di un canale che si chiama Piovego, e il Piovego, rigurgitato dal Brenta, può esondare all'altezza della zona industriale proprio. Uno dice vabbè, non si sapeva. Come non si sapeva? Nella memoria idraulica del 1846, che fa seguito al piano Fossombroni-Paleoccapa di sistemazione del Brenta Bacchiglione, il Paleoccapa scriveva che il Piovego rigurgitato dal Brenta può esondare all'altezza di Noventa e di Camino. La qualcosa sarebbe avvenuta nel 1966 se non avessero provveduto a creare un soprassoglio in sinistra del Piovego, lasciando andare in destra le acque del Piovego stesso, no?
ma oggi questa operazione non si può mica fare, perché allora la zona industriale di Padova stava sorgendo ed era insediata con le sue prime entità in sinistra Piovego. Ma oggi sinistra e destra sono la stessa cosa. La zona industriale di Padova sta in sinistra e in destra Piovego. E allora quel provvedimento di allora oggi non si può fare. E quindi quello che potrebbe capitare è quello che si è verificato nel 66, allagamento della zona industriale per rigurgito del Piovego. Ecco, questa è una simulazione matematica che mette in evidenza quanto ampie sarebbero le zone coinvolte da un fenomeno alluvionale determinato dal Brenta assieme al Piovego. A Padova le acque arriverebbero fino alla zona dell'Arcello, a nord. E allora cosa si deve dire? Beh, insomma, adesso queste informazioni ci sono, no? Ci sono, e questo è un ingrandimento di quelle aree allagate, in sinistra Piovego, e su queste aree allagate, potenzialmente allagabili dal Bacchiglione, che cosa hanno pensato di fare, no? C'è la grande diatriba sull'ospedale di Padova, perché qualcuno lo voleva fare a Padova Ovest, ma Padova Ovest giustamente era una zona esposta al pericolo di allagamento. E allora dove si fa? No, a Padova Ovest non si fa, perché non hai prestato attenzione al problema idraulico. Si fa a Padova Est, cioè qua, no? E tu hai prestato attenzione al problema idraulico? Adesso hanno cambiato il sindaco, probabilmente sta anche lui come i suoi predecessori guardando le carte per informarsi e prendere la decisione. E quindi ci sono tante luci e tante ombre che si intravedono dentro a questo tunnel in cui siamo infilati, che riguarda i problemi della sicurezza idraulica. Io credo che il piano degli interventi fatti per conto della Regione ha una carenza fondamentale, ed è quella di non aver indicato un ordine di priorità negli interventi. Questo lascia mano libera a chi poi ha la possibilità di fare questo piuttosto che quest'altro. Invece io credo che un programma serio dovrebbe avere un ordine di priorità. E poi, nel caso specifico, sarebbe necessario che queste opere fossero inserite in una legge regionale, perché in questo modo è più difficile che il politico di turno possa modificare a suo piacimento quanto è stato indicato, no? Non è così facile. Se quei provvedimenti stanno dentro a una legge, bisogna modificare la legge. È una cosa strana, ma no. Gli olandesi, quando furono allagati dal mare del Nord, realizzarono il famoso Delta Act, che è una legge che indica o che indicava le opere che era necessario fare per proteggere l'Olanda rispetto a quei problemi. No, la legge indicava una durata di 30 anni, ci hanno messo 36 anni, perché l'ultima opera, invece che essere fatta entro il 1990, fu fatta nel 1996. Però sono arrivati alla fine, no? E noi dovremmo fare lo stesso, perché quello che abbiamo davanti non è un'azione da fare 1, 2, 3 anni, è un'azione che noi dobbiamo proiettare davanti a noi per 30-50 anni. Forse fra 30-50 anni, se noi ci impegniamo, saremo in grado di dare al Veneto una condizione di sicurezza idraulica più ragionevole. Quello che dobbiamo temere sono i pentimenti, no? Perché qualche decisione è stata presa, ma Dio non voglia che qualcun altro che viene dopo si penta di questa decisione e che noi ritorniamo al punto di partenza.
E allora che cosa possiamo dire in conclusione? Possiamo dire questo, che sembrerebbe che gli anni difficili nel campo della sicurezza idraulica sono stati superati. Dico sembrerebbe perché io mi piacerebbe vedere, come dire, anno dopo anno aggiungere qualche tassello a quello che si è fatto. Credo che i veneti abbiano diritto di questo tipo di operazione, no? Di alluvioni i veneti ne hanno, grandi e piccoli, i veneti ne hanno patite già abbastanza. Sarebbe ora di fermarsi. E dobbiamo credere che possa essere così. Dobbiamo impegnarci perché sia così, perché non è mica matematico andare agli obiettivi che sarebbe necessario perseguire. Se noi non facciamo questo, cosa ci aspetta? Ci aspetta questo, secondo me. Io speriamo che me la cavo, perché quando piove molti hanno da pensare seriamente, e credo che non sia facile per chi vive lungo questi nostri fiumi nella parte di pianura andare a dormire alla sera quando incomincia a piovere in modo intenso. La piena, come si dice, è sempre dietro l'angolo. Grazie.